Allora, benvenuti a tutti, a chi è presente qui in sala, benvenuto Alessio, e benvenuti anche a tutti quelli che ci seguono su YouTube in streaming o che seguiranno prossimamente la registrazione di questo momento. Siamo nella sede di World Free Libero de Saghe, che è un'associazione anni, ma proviene da un'esperienza precedente, quindi per chi ancora non ci conoscesse, e nasce l'idea di costituire questa associazione per la pace, nasce all'interno dell'esperienza del Comitato per la riconversione dell'RVM, che è una fabbrica di bombe che si trova a pochi chilometri dalla città di Iglesias, in pratica è dislocata tra il comune di Domus Novas e un'area che appartiene al comune di Iglesias, che è l'area di San Marco, diciamo un'enclave, un'area contenuta all'interno di altre aree comunali che confina quindi con altri comuni, ma appartiene al comune di Iglesias. Dall'esperienza del Comitato per la riconversione, ad un certo punto è nata l'esigenza o l'idea, prima l'esigenza, poi l'idea anche di poter fare qualcosa per promuovere un'economia diversa nel nostro territorio. Un'economia quindi non basata sulla produzione di armi o che non avesse nessun collegamento, che non appoggiasse in nessun modo tutto ciò che è collegato poi alle guerre, contemporaneamente anche che fosse ben distante dal modello che chiamiamo predatorio, da un modello che sfrutta il territorio, l'ambiente, anche le persone al fine di produrre esclusivamente profitti per alcuni, che è un po' anche il modello, diciamo, delle grandi imprese multinazionali e certamente delle industrie, in particolare quelle, diciamo, più inquinanti, meno sostenibili per l'ambiente. Nel territorio avevamo avuto delle esperienze molto significative di questo, già con l'industria mineraria che praticamente ha lasciato ovunque macerie e aree da bonificare, e poi con ciò che l'ha sostituita negli anni Ottanta, cioè l'insediamento industriale di Portovesme, che attualmente è quasi, diciamo, è agonizzante da molto tempo, quasi completamente eh, chiuso, e ha lasciato tanta gente a spasso, senza lavoro, perché un po' è questo quello che succede quando diciamo, un certo modello di impresa si impadronisce dell'economia, un modello che deve portare più profitti possibile a chi in quel momento gestisce e ha la proprietà di quei mezzi di produzione. Ecco, noi come associazione cerchiamo di promuovere un altro tipo di economia e in questo ambito, diciamo, con questo obiettivo facciamo tante cose. Una è anche la presentazione di libri, per cui oggi siamo forse alla 15ª in questi 2 anni che siamo qua in questa sede, 15ª, forse anche 20ª presentazione. In genere abbiamo sempre presentato libri che trattano direttamente degli argomenti di cui l'associazione si occupa, cioè della produzione di armamenti, del suo collegamento con le guerre, dell'economia estrattiva, predatoria, in generale, diciamo, di tutte quelle ingiustizie sociali che stanno dietro poi la nascita e lo sviluppo dei conflitti. Eh, Però nel fare questo credo che non abbiamo mai dimenticato il fatto che il nostro obiettivo non è puramente un obiettivo tecnico, come potrebbe essere, diciamo, intervenire o tecnico-politico, come che potrebbe essere intervenire su questioni di così grande portata, di così grande eh, importanza anche sulla vita di tantissimi, di milioni, di miliardi di persone. Eh, e uno dei nostri obiettivi è anche quello di puntare direttamente al bene per ogni uomo. E in questo bene per ogni uomo, che poi diventa anche bene comune quando gli uomini si mettono insieme e riconoscono il fatto che ciò che c'è nel mondo è per tutti, in questo bene per ogni uomo c'è anche l'esperienza, c'è dentro, diciamo, l'esperienza della ricerca personale. Ora, il libro di Alessio
ci dirà lui bene di che cosa si tratta, che cosa vuole dire, diciamo in sintesi, che cosa significa, cosa vuol dire. Poi ognuno leggendo trova anche il proprio perché, cioè, eh, così come ogni esperienza di relazione, anche la lettura di un libro così, che è un'esperienza che ci porta direttamente a contatto con un'altra persona, anche questa lettura ci fa nascere in cuore tante cose. A me è successo e credo che succeda a chiunque lo legge. Quindi chiederemo ad Alessio di dirci qual è la sua lettura della lettura che ci propone in qualche modo. Però poi ognuno ha anche la propria. Ecco. In questo, quindi in questo quadro, in questo impegno dell'associazione, presentare un libro così significa aprire un altro squarcio, eh, un'altra visione su qualche cosa di più intimo rispetto ai temi trattati fino adesso, ma di non meno collegato con quello che è, diciamo, il nostro obiettivo esplicito, cioè lavorare in fondo per ridurre la possibilità che nascano conflitti, che i conflitti vengano trattati in maniera sanguinosa come eh, normalmente vengono trattati, perché il conflitto è una cosa, la guerra è un'altra, il conflitto si può gestire in altro modo. Quindi che i conflitti non si trasformino in guerre, potremmo dire. Ma per tutto questo Alessio non avrà la soluzione, ma avrà sicuramente un'esperienza che parte da lui, ma non finisce lì. È un'esperienza anche la sua di relazione. Questo sottotitolo, Pedalando verso l'anima, colpisce subito e quindi la prima cosa, dopo che ti sarai presentato un po', sarai entrato, avrei detto qualcosa di te, ecco, la prima domanda sarà: che vuol dire? Che cos'è quest'anima? E, e quest'anima è visibile, la possiamo incontrare tutti. Per te che cos'è stato andarci incontro? Mega domanda, ma comunque ti lascio il microfono, puoi usare quello. Un applauso intanto, dai. Arrivano gli applausi ancora prima di aprire bocca, chissà cosa finirà a meritarsi mi facendo, pedalando, facendo. Bene, l'anima è la parte più autentica di noi e quindi è ciò che stasera mi ha portato qui, in questa splendida cornice. Vi seguo già da tanti anni, dagli albori di Warfree, e quindi condivido, vi ringrazio per l'invito, ringrazio te Arnaldo personalmente. E quindi niente, per me è una grande opportunità, oltre che per ringraziarvi per quello che fate, anche per dirvi un po' il cuore di questa mia esperienza, che è nata in tempo di Covid, quindi quando libertà, creatività, la salute, erano tanti valori eh, compromessi in quel periodo, no? Anche la felicità, se vogliamo, no? E quindi si trattava un po' di ricostruire mattone per mattone tutto. Ci imprigionavano, ci costringevano, ci davano tanti messaggi che ci incutevano paura e quindi dopo quelle 2 settimane da docente ricoverato nella propria casa con 2 figli in esame di Stato, uno in terza media, l'altro in quinta superiore all'epoca, eh, dopo 2 settimane che mi sono bastate per ridare una riassetata alla casa, ho pensato bene di fare una scelta, insomma, di richiudermi un po' anch'io nella mia cella interiore e cercare di capire, di fare un po' il punto della situazione. Compivo 50 anni all'epoca, quindi c'era stata questa congiuntura astrale che mi ha consentito di proprio cominciare a prendermi cura di me stesso, quindi finalmente delle belle letture di monaci che avrei voluto approfondire, in particolare Anselm Grun, questo luminare tedesco che mi ha veramente ispirato e mi ha eh, aiutato a capire meglio Hillman, quindi il codice dell'anima, sapete, la ghianda nella quale c'è già tutta la quercia, no? E nella quercia c'è tutta la ghianda. Ecco, quindi tutti questi sentimenti animavano un po' questa, ehm,
questa esperienza non voglio definirla ascetica, perché per me la meditazione diventerà sicuramente, vorrà diventare uno stile di vita, però in quel momento balbettavo un po' tra Giovanotti, che dall'altra parte del pianeta aveva preso una bici e pedalando in maniera poetica descriveva tutti i suoi cambiamenti interiori e ciò che di meraviglioso attraversava seduto nell'ambiente. E dall'altra, insomma, io ho un cammino, insomma, sono sempre stato da pedagogista in mezzo a un'infanzia, adolescenza altamente problematica. E quindi questo mi ha portato ad arrivare, a cercare di arrivare il più possibile pronto, no? Con una situazione di benessere alta da offrire ai miei ragazzi. Quindi sempre con il chiodo fisso di dover star bene, no? Ma cosa significa stare bene? Significa vivere con un'anima il più possibile pulita, no? Quindi ehm, in armonia significa in armonia con te stesso, con l'ambiente, con le persone che ti sono state affidate, no? Cercando di nutrirti in una maniera anche sana, praticare sport. A me piace moltissimo la musica e tantissime altre cose, l'arte in generale. Quindi ecco, mm, fare ciò che ti fa stare bene. C'è un cantante con i riccioloni, non so se conosciate Caparezza. A qualcuno può non piacere per la voce un po' stridula, a me piace da matti. Lui ha scritto questa canzone. Per essere felice devi fare ciò che ti fa stare bene, devi costruirti, devi costruire ogni giorno qualcosa di nuovo attorno a te. Quindi, forte di questo grande slancio di libertà e creatività, no? Non potendo praticare sport di squadra, perché erano interdetti in quel periodo, mh, volendomi togliere questa corazza a tutti i costi che mi imprigionava, ho preso il mio cancello a due ruote e mi sono inerpicato per i monti di Villa Cidro. Io sono originario vivo a Serramanna, originario di Sardara, e pedala che ti pedala, raggiungevo delle vette considerevoli, no? Io che pensavo che neanche mi piaceva effettivamente la bicicletta, però eh, dicevo ogni volta, ma che bello, ma guarda il Campidano, no? Con il castello di Monreale lì che strideva un po' con le paleoliche che stanno sempre più numerose crescendo attorno a lui, no? Però con la sua saggezza, come un nonno anziano che aveva qualcosa da raccontarmi, no? E quindi ascoltando l'ambiente, ascoltando me stesso, le mie ferite, che non erano poche, ma da ricucire piano piano, coniugavo la lentezza e il silenzio con la possibilità che avevo di prendermi cura di me stesso. E ogni volta tornavo a casa più forte, più rigenerato, no? Quindi da questa nuova formula, piace anche chiamarla così, no? Di abbinamento della bicicletta con la meditazione, è nata un po' l'idea di fare il giro del mondo. Però in quelle 3 settimane di disoccupazione nel quale mi ero piombato avendo lasciato il precedente lavoro e non essendo ancora entrato con tutti e due i piedi nel mondo della scuola, mi ritrovai con mm, con la buona uscita e con il desiderio di farmi un regalo e con tanto tempo, no? Il tempo di un mesetto. E quindi comunicai ai miei cari che anziché fare il giro del mondo avrei circumnavigato, girato insomma, ho fatto il periplo della Sardegna in quelle 3 settimane. Quindi mia moglie subito mi aiutò nelle varie tappe, cercando i vari bed and breakfast, quindi sono un cicloturista un po' sui generis, con la carta di credito, diciamo. Ebbene sì, pensavo veramente di coccolarmi un po' facendomi questo bel regalo. C'era il bonus bici per la bicicletta, poi entrando in internet ho capito come mi sarei dovuto preparare, attrezzare.
E poi c'è tanto, tanto da imparare, anche di di questa attività che sta anche aprendo opportunità lavorative anche per il turismo, no? Ho fatto per esempio un giro con una troupe messicana nel Montiferru, perché l'anno successivo alla mia pazza iniziativa, c'è stato il più grande incendio nel Montiferru, che la Sardegna aveva conosciuto, e quindi con questi messicani era nata un'amicizia già all'epoca, ma mi seguiva anche gente dal Madagascar, desiderosa di fare il giro della Sardegna e loro di invitarmi a fare il giro del Madagascar. Quindi giro di isole, così. Loro, con questi ragazzi del Messico abbiamo fatto il giro del Montiferru a riscoprire i germogli degli ulivi millenari del Montiferru. Ok? Quindi potete immaginarvi adesso girando anche le scuole, perché mi chiamano ogni tanto i ragazzi, e parlando di tutte queste cose già prima, loro fanno leggere il libro prima e poi quando mi incontrano presentano gli artefatti, manufatti, e tirano fuori delle cose bellissime. Mi hanno regalato per esempio una tartarughina fatta con la plastica, hanno tagliato la bottiglia, l'hanno incollata nel prato e l'hanno fatta diventare un'idea innovativa così, che è molto creativa, di riciclo anche della plastica, se vogliamo. Quindi la domanda era, Alessio, la domanda si... tanto non c'è bisogno che risponda subito, diciamo, sì, abbiamo anche perché tutta... ognuno si darà la propria Mhm, risposta certo, alla domanda iniziale sull'anima. verrà pian pianino. Ecco, una cosa che mi viene da chiederti, cercando sempre anche di mettere in relazione la tua esperienza con quella dell'associazione, noi abbiamo come riferimento la Sardegna. Già abbiamo scelto un nome che è un nome inglese, no? Un neologismo, ma poi cioè, continua con la traduzione in sardo di questo neologismo, Liberu dessa guerra. Questa traduzione in sardo è messa lì proprio a indicare anche la nostra sardità, il rapporto con questo territorio a cui vogliamo molto bene e che consideriamo come essenziale, diciamo. La nostra madre sotto vari aspetti, no? La madre Sardegna. Tu questa Sardegna l'hai incontrata. Leggendo il tuo libro ci sono bellissime descrizioni di paesaggi, di località, di scenari che si aprono davanti a te mentre pedali, e poi anche, diciamo, significativi incontri con persone. Mm. Negli uni e negli altri si riconoscono delle, diciamo, delle particolarità, ma soprattutto è nell'esperienza della relazione col territorio e con le persone che si intravede il senso della tua ricerca. Senso che forse tu all'inizio, diciamo, del percorso non conoscevi, ma col quale poi pian piano, del quale ti sei, diciamo, impadronito per quanto si possa fare questa azione di, diciamo, appropriarsi di Mhm. qualcosa così profondo come la relazione con se stessi e con l'anima, con ciò che è oltre rispetto a noi. Ecco, comunque, Mm. che cosa ci vuoi dire di qualche incontro o di qualche scena che ti ha lasciato, che ti ha colpito particolarmente, insomma, e ti ha dato qualcosa in più? Sì. Chi avrà il piacere di leggere il libro noterà come c'è una costellazione di incontri con animali, con persone, con bambini soprattutto che mi hanno insegnato a capire la Laudato Si, per dire, no? Per dirne una. Ehm, diciamo che prima di partire stavo veramente male, ero messo male proprio, ero molto in crisi. Però, e quindi sono partito con questo senso di solitudine. Quando ho comunicato ai miei migliori amici sta cosa,
Allora ho detto no, ma Ale, devi assolutamente pubblicizzarla, devi aprirti un qualcosa, un Facebook, una pagina di Facebook, Instagram, eccetera. Ma quando mai? Lasciatemi in pace, è un'esperienza che voglio fare con me stesso. E invece no, per fortuna è diventata una cosa non solo mia, no? Ma il bello di condividere. Infatti, poi alla fine scrivo: sono partito da solo, sono tornato con un popolo, tipo Forrest Gump, no? Infatti, c'erano 3 sindaci, c'era anche l'apertura dal lockdown alla fine, quindi c'era questo effetto di villaggio, di communitas, che mi ha restituito una dimensione di gioia eh, che non mi era mai capitata prima, uno dei momenti più belli della mia vita. Ehm, E, mi piace ricordare tra questi incontri, uno appunto con un bambino scato di 9 anni, chiesi alla mamma di fargli un video per una diretta, no? Poi sono diventato anche esperto con queste cose. E lui tra Bosa e Alghero, in una spiaggia, assieme ai suoi amici, io notai questo movimento di forestale, ambulanze, eccetera. Ho capito che già alle 9:30 avevano raccolto quintali di plastica, batterie di macchina, cioè, ma proprio lì, in una delle zone più belle della Sardegna, sul litorale Bosalghero. Ehm, quindi avevo capito che poteva essere un'esperienza anche ecologica la mia. Poi a Porto Torres invece notai, pedalando, avevo già lasciato Stintino, mi stavo avvicinando appunto a raggiungere degli amici a Porto Torres, ehm, notai che sul ciglio della strada era appena caduto un anziano, cioè lui si era lasciato andare sul ciglio della strada, ma guarda un po'. Quindi io mi sono subito, ho accostato, con molta delicatezza mi sono avvicinato, è potuto succedere qualsiasi cosa. Come mi sono avvicinato, ho frenato, la mia bicicletta faceva anche il classico. Quindi lui si è destato e si è alzato in piedi, aveva un secchiello pieno di lumachine. So che mi nuda. Ed è nata con signor Salvatore così, subito, ma una bellissima conversazione. Ehm, sulla povertà, sulla necessità di andare in giro ancora a 80 anni a raccogliere le lumachine, no? E cose di questo genere. Poi chiaramente io ne approfittai per chiedergli la ricetta delle lumachine di San Giovanni e altre cose. E quindi è stato proprio un incontro che mi ha lasciato tantissimo. Così come anche sotto il bastione, casualmente, incontrai mio figlio, Paolo. Mm, Così, lui stava andando alla scuola guida, io arrivai ai piedi del nostro Arco del Trionfo, Cagliaritano, chiesi a una turista francese di farmi una foto e mi sento abbracciato così da dietro. Guardo mio figlio Paolo, tu qui. Cioè, vi immaginate un po' c'è la coincidenza, per chi crede nelle coincidenze, io me no, però è straordinaria, no? Di incontrare lì. Paolo aveva appena fatto l'esame di maturità, quindi 18 anni, quindi stava andando proprio là, lì, la scuola guida, passando per Via Manno, insomma, però è stato importantissimo perché nel fare colazione assieme, lui mi ha detto delle cose che non mi aveva mai detto nella sua vita. E c'era una signora che, che ci aveva detto: Ma che belli che siete, ma avete emanati una luce. Ed era per me la gioia che nasceva anche da questa combinazione, da questa cosa straordinaria. Esatto. Lui doveva dirmi qualcosa in quel momento. Ce ne sarebbero tante, tante altre. Per dire, ho fatto una presentazione con Mano Invisible. Conosce? Eravamo io, lui e un altro ragazzo, Carlo Coni, che aveva appena circunnavigato, lui sì,
la Sardegna in canoa. Ehm, Però mi ricordai di averlo incontrato durante il mio tour e quindi anche intervistato e scambiato con lui già diverse impressioni a Marina Piccola, mentre insomma, programmava il suo nuovo tour ecologico. E così tante altre cose. Proprio, il tour è stato proprio eh, uno spigolare di sorprese, di scoperte, di cose meravigliose, veramente. Ho detto, ma non è ancora finito. Credo che la vita vada interpretata anche così, come non aspettarsi mai niente, perché dietro l'angolo c'è sicuramente un qualcosa che è preparata per te, per la tua felicità, per la tua anima, per diventare una persona migliore. Ok? Eh, per cui è anche un po' una dimensione del mio vivere, è diventata così, no? Fai un viaggio in Puglia e mai ti potresti aspettarti di trovare delle persone eccezionali con cui sono appunto Manuel e Roberto qui presenti. Ma quante cose veramente sembrava di essere che ci conoscessimo da sempre. Mm-mm. Questo per dire la bellezza, no? Mm-mm. Certo, Maria, Maria, microfono. Vieni, ti vieni, porto il microfono. O vieni tu? Vieni, vieni. vieni così ti Sì, vedo ma non ti anche. sentono. Si crea un buco nella registrazione, un buco audio. Mi ha incuriosito, mi pare di aver sentito varie volte meditazione e volevo chiedere se appunto lei ha fatto esperienza di meditazione, perché questa mi spiega molte altre cose di ciò che ha detto. Ecco, e quindi volevo un po' capire l'importanza appunto di questa esperienza nella sua vita, che la porta anche ad avere questo aspetto comunicativo, questo sorriso che comunica amorevolezza. E quindi questo è bello e penso che la meditazione eh, ci liberi da tutti i preconcetti, i pregiudizi e ci avvicini agli altri. Ecco, volevo un po' Allora, capire se c'era questo aspetto. sì, per me l'esperienza meditativa è iniziata negli anni dell'università, perché frequentavo proprio i Gesuiti di San Michele, quindi padre Piras, con il corso di meditazione trascendentale, di primo, poi il secondo livello, già eh, mm, iniziò a seminare, no? Il karma. Eh, e quindi poi abbandonai per un certo periodo di tempo, sai, quello del fare, no? Del- della frenesia del quotidiano. Ti devi fare la casa, ti devi sposare, devi fare i figli, devi. Più devi, meno sei. Più ti allontani dal centro, ok? Ehm, Però poi c'è una forza che ti riporta lì, no? Quindi diciamo che in maniera più consistente, nel giro di questi ultimi 10 anni, c'è stata proprio la necessità di tornare su, no? Ultimamente seguo tanto Daniel Lumera, non so se, mm? Che ha scritto anche Fermati e respira, Il miracolo e ultimamente appunto il lasciare andare. Ecco, in questo lasciare andare c'è condensato proprio tutto, no? Io mi sono molto identificato in questa frase. Eh, Lui è un esperto nell'accompagnamento del fine vita. Lo seguo parecchio, assieme anche a mia moglie. E quindi diciamo che mi piacerebbe, ecco, che diventasse proprio uno stile di vita per me, perché soprattutto nell'ottica di un'educazione non violenta che ho sempre ricercato, no? Tu vedi come è inevitabile che i conflitti violenti, che la dimensione del conflitto è sempre positiva, però bisogna saper litigare bene. Eh,
ci insegna anche Novara, ci insegnano i grandi pedagogisti. Ma qui si tratta proprio di costruire la pace dentro di te, no? Perché siamo uno, è tutto collegato, no? La farfalla, la foglia, il pesce, il cibo, no? È tutto dentro di te. E quindi credo proprio profondamente nella possibilità che abbiamo, anzi il dovere morale che abbiamo di costruire la pace dentro di noi, soprattutto con uno stile di vita che sia pacifico. Io da insegnante, a parte il fatto che oggi c'era anche tra le tracce dei compiti di italiano un bel testo che ispirava i ragazzi, cioè, a parlare di pace. Ehm, guerra, guerra e pace. Però ecco, questa è la mia visione. Non so se ho risposto. Grazie, Maria. Mm. Bene. Eh, continuiamo a parlare anche di conflitto, perché un po' alla partenza del tuo viaggio sembra di individuare, di leggere, diciamo, di poter leggere qualcosa, qualcosa che si può anche chiamare, si potrebbe chiamare un conflitto interiore, comunque un disagio interiore, insomma, che poi magari non sempre si esprimono necessariamente nella forma del conflitto, ma forse qualche conflitto alla base del disagio magari c'è. Ecco, il viaggio, questo conflitto cioè, te l'ha fatto superare, affrontare, superare il conflitto, il disagio, ma mi viene da chiedere, ci sono stati anche dei momenti difficili, più difficili degli altri, in cui hai trovato, non so dove, ecco, Mhm. ci interesserebbe anche capire dove hai trovato la forza di superare quei momenti che si saranno presentati, ecco, anche la fatica, anche semplicemente la fatica, ma sicuramente anche qualcos'altro sarà arrivato a disturbare, diciamo, l'idilliaco percorso sulle strade della Sardegna, o no? Sì, qualcuno l'ha definito il tour del sorriso, però quando ti trovi a dover scalare le montagne, chiaramente a combattere con la fatica, da un punto di vista tecnico-ciclistico, per uno che non è ciclista, non è un monaco tibetano, non è un esperto di conflitti, chiaramente si trattava di prepararsi, di essere pronti, resilienti a queste sfide che stavo ponendo davanti a me. Da un punto di vista psicologico, qualche esperto mi aveva detto: guarda, alla terza tappa stai già pensando di tornare indietro. E in effetti un po' questo avveniva, perché uno dei pilastri dell'economia sarda, che è il maestrale, che è sempre meno frequente purtroppo, no? Mi ha accompagnato fino ad Alghero. E quando soffia il maestrale a quelle intensità, altro che conflitto, cioè non vedi farfalline, vedi stelline, e la necessità di fermarti, ma non potevi fermarti perché dovevi fare la tappa, perché... Quindi il trucco per me è stato cercare di fare di questo limite un'opportunità, ok? È sempre così. Quindi, ma sì, dai, il fresco del maestrale versus lentezza che imposta da questa montagna invisibile che è davanti a te. E di montagne invisibili ne abbiamo tutti, no? Sono i pregiudizi, sono ehm, insomma le occhiatacce a volte, oppure i detrattori che ci dicono non ce la farai mai, non ti ascolterà nessuno, ma che cosa vuoi andare a predicare? Stai buono, tanto il mondo deve andare così come va, tanto se queste bombe non le fabbricano qui, le fabbricheranno da un'altra parte. E quindi, cioè, sono tutti questi film già visti, no? Ho solo 55 anni, chissà quante battaglie dovrò combattere ancora. Però mi sento un combattente, no? Quindi nella necessità di star bene fisicamente intanto, perché devo essere forte. Quindi mi alleno, vado in palestra, faccio chilometri. Quindi la bicicletta mi ha insegnato a prendermi cura del mio corpo, no?
Se voglio reggere botta nel conflitto, devo essere forte intanto, devo stare bene. Quindi, poi cerco di star bene anche cioè, a livello psichico. Per fortuna ho una moglie che mi dà i campanellini d'allarme e mi dice: guarda, forse è meglio che ti riposi, che ti prendi una pausa, no? Per cui attorniarsi di persone che ti vogliano bene è fondamentale per la tua salute psichica e relazionale, no? Perché non possiamo sempre vivere nel litigio, nel conflitto perenne. Bisogna che questo conflitto sia strutturato in maniera tale che faccia venire il positivo poi di ognuno, perché soltanto con un ti voglio bene, un conflitto, una bella litigata che sfoci in un sorriso, no? Io posso avere il coraggio di affrontare una nuova sfida. Che? Questo, Via. sì. Allora, mi richiama una parola che mi è venuto spontaneo utilizzare nel lancio, nella pubblicizzazione di questo evento. La parola è controcorrente. Mi sembra che, tanto controcorrente perché il maestrale andava nell'altro senso, quindi c'è anche un controcorrente fisico che hai superato. Però c'è anche una situazione in cui normalmente le persone in quest'epoca, forse anche in tutte le epoche, eh, come dire, tendono a lasciarsi andare per la strada sulla quale le spinge il vento del conformismo, del così fan tutti, insomma, oppure se appunto del se non le fanno qui, le fanno da un'altra parte. E poi questo controcorrente collegato con le altre cose che dicevi, mi sembra anche molto gandhiano. Cioè, abbiamo Teresa che è un'esperta di Gandhi, ma Gandhi era uno che, appunto, che faceva meditazione, che si prendeva i suoi spazi, che aveva bisogno del silenzio spesso, ed era uno che, come te, si definiva un combattente a suo modo, un lottatore, cioè la non violenza attiva gandhiana non è una passività, è un essere veramente portatori di un cambiamento. Ecco, chiaramente la tua è un'esperienza personale, un'esperienza intima, non è un'esperienza politica, però ci sono degli elementi che tu vuoi mettere in evidenza magari sulla relazione che tra questa esperienza personale e invece l'impegno sociale e politico possiamo individuare. Ci sono dei collegamenti. Già in qualità, grazie per la domanda, di insegnante, è un abito che devi indossare tutti i giorni, con dignità, perché è una categoria che già non gode di chissà quali entusiasmanti encomi e onorificenze. Io insegno, sono specializzato nel sostegno, sì. E quindi dalla parte dei ragazzi con difficoltà, no? Eh, come dire, è già una bella battaglia sociale, no? Difendere i ragazzi dello spettro autistico e anche gli ADHD, i disturbatori seriali, no? Ritrovarsi magari anche nei consigli di classe con dei colleghi simpaticissimi che magari però vogliono fare tutto molto in fretta, no? Per i tempi che il Ministero talvolta ci impone, no? E quindi questo richiamo al prendersi tempo, no? A vedere le persone come un universo sconosciuto, no? Non mettere etichette, pregiudizi sulle persone e liquidarle così facilmente come, ma sì, dai, abbiamo già capito tutto di te, quindi tu sei da 5, no? E anche se prendi un 7, un 8, alla fine viaggerai sempre al limite sulla sufficienza, no? Quindi sposare la causa degli ultimi per me è sempre stata, non dico una bandiera, ma un qualcosa che ho dentro e del quale non posso fare a meno. Sono fatto così. Per cui cerco con gentilezza, semmai. Ecco, questa è la grande rivoluzione, no?
promuovere un linguaggio gentile, un linguaggio dell'ascolto, pratica che nessuno vuole più, di cui nessuno si vuole più occupare, no? Ascoltare è sempre meglio che parlare, perché poi da lì hai dei lumi e delle tracce per l'agire, no? Un agire concreto. E quindi è una politica dal basso che parte come dicevamo prima, dal prendersi cura di sé, e dal fatto che se per me può essere stata una bicicletta, per te può essere stato cucinare, per l'altro può essere stato... Ma tutti abbiamo la possibilità di dare noi stessi, i nostri talenti e metterli lì su quel tavolo. Però ecco, la rivoluzione più grande è quella, appunto, del silenzio, della- dello scegliere ehm, di farsi da parte, a volte, no? Perché qualcosa accada. E quando io ho lasciato perdere chi sono, che mi sono ritrovato. E quando io ho lasciato, chi diceva, ho lasciato tutte le mie cose, i miei beni, che ho ritrovato ciò di cui ho veramente bisogno. Quindi eh, credo sia la cosa più rivoluzionaria di tutte queste, no? Cosa ne E dite? salire su una Non lo bicicletta, so. lasciare la casa, vuol dire lasciare la macchina, vuol dire lasciare la comodità, vuol dire Lasciare viaggi, appunto, lasciare ciò che mi viaggi. conviene, lasciare ciò Certo. che E questo è bisogno di tutto facile. ritrovarti, Sì. eh, Mhm. Ma questo è veramente è questo ritrovarti, come è avvenuto? Dov'è che ti sei ritrovato veramente? In che momenti, in che situazioni, in quali occasioni o in quali incontri? Per ritrovarmi è stato necessario perdermi, ti dirò drammaticamente. È successo un paio di volte, nella Nurra, per esempio, un posto tra Alghero, Sassari e Stintino. Quella è la Nurra. Per me una regione storica sconosciuta. Mi sono perso e ho scoperto delle cose interessantissime, quasi misteriose, fantastiche, no? Che mai avrei potuto conoscere se non in quella, se non appunto perdendo la rotta. E feci anche 80 km in più in quella tappa. Però felicità, soddisfazione, grande soddisfazione. Un'altra volta ho avuto molta paura perché non tutti sanno che i tunnel, le gallerie sono interdette alle biciclette, è proprio vietato dal codice stradale. Però perché in quell'occasione non studiai bene il percorso, mi ritrovai a dover affrontare questa galleria. Passavano le moto a una velocità incredibile. Già una moto, se dovesse accelerare qua fuori, ci farebbe paura. Figuratevi 10-12 moto che ti passano a tutta velocità dentro una galleria. Ehm, Queste emozioni forti, terribili, angoscianti, mi hanno portato ancora di più dentro le mie sensazioni, le mie emozioni. Per cui essere in contatto anche con le tue emozioni è un'esperienza che tu fai, direbbero a Oxford, a Marolla, per scuoterti e dire a te stesso che sei vivo, no? Come quel comico che diceva, ma cosa pensa della morte? Quando arriverà spero che mi trovi vivo. Per cui è un po' questo, no? I chiaroscuri, le esperienze, le salite, discese, tutto serve. Benissimo. Adesso lasciamo un po' la parola al pubblico, se qualcuno vuol dire qualcosa. È arrivato anche tra di noi, seduto qui davanti, l'autore delle foto che vediamo alle pareti. Prima. Quindi Stefano Furesi può anche dirci qualcosa, se vuole, su questa sua... Prego. In qualche modo si collegano. Sì, anche tu sei alla ricerca di te stesso, negli altri, nelle immagini, nelle scene.
Sì, cioè una ricerca di me stesso anche nei viaggi che ho realizzato con lo scopo di fotografare tutti questi posti e non solo le manifestazioni. L'idea di mettersi in discussione è qualcosa che va assieme al processo di ricerca del sé. Come, insomma, come ha detto qui Alessio, andando, andando a pedalare in tutti quei territori nella Sardegna, ha fatto un percorso molto profondo nel quale ha perso e lasciato per strada il vecchio ego per un nuovo ego, che magari era qualcosa che ci aveva insito già da tempo, ma è tornato in vita soltanto dopo queste pedalate, che è qualcosa che credo che sia la chiave di lettura di questo romanzo, di quest'opera. Insomma, anche l'idea del fanciullino potrebbe avere qualche similitudine. Grazie. Ed è infatti una proposta che avevo pensato anche di questo, perché comunque si tratta di un'anima doppia, una di lotta e una riflessiva, e in luoghi dove c'è stato l'abbandono si trovano tantissime storie che potrebbero far parte di noi, che però non abbiamo mai vissuto, eppure le sentiamo lì, come nostre, come se noi sapessimo già dove andare. E questo è qualcosa che da un lato spaventa, ma dall'altra ti fa capire quanta connessione c'è con i luoghi che possiamo vedere anche bordo strada. Tu hai fatto le pedalate anche in zone dove ti sei perso, hai detto la Nurra, e immagino che avrei girato anche all'interno dell'isola, non solo la costa. E In quindi estate è meglio la costa, c'è più fresco. L'interno lo sto girando adesso nelle regioni storiche. Mm. già da questo fa capire che comunque c'è una gran varietà di luoghi, sia nelle coste sia dell'interno. Però una volta che sei lì, pensi davvero che quei luoghi ti parlino, ti possono parlare, e quindi anche l'idea di poter aver già calcato quei territori in tempo molto remoto, come se ci fosse proprio una connessione psichica e fisica con dei luoghi d'appartenenza, ed è qualcosa che forse noi sardi comprendiamo quando stiamo in Sardegna e non, che ne so, in una grande città come può essere Milano, perché appunto è un luogo, il luogo spirituale nel quale noi siamo nate e cresciuti. È qualcosa che proprio ci portiamo sempre noi isolani quando andiamo fuori da un luogo dove siamo sperduti. Invece, quando siamo qui in Sardegna, in qualche modo troviamo sempre una strada. Ecco. Vai, vai con la poesia. Momento poetico. Sardegna. Sono nato in una terra sicura, adagiata come un'orma sul mare. Raccoglie in sé un'elisia natura, degno è colui che la sa rispettare. È un mistero arcaico che mi stringe a lei, rapisce il cor, il sol pensiero. Nella gente sarda vedi l'uomo che sei, appena scorgi il tuo volto vero. Perché poi queste Benigni che quando fece tutto Dante, no? Mi fece venire in mente in maniera creativa di fare gli acrostici in rima dantesca, no? Quindi l'endecasillabo che doveva rimare. E quindi cominciai a scrivere una poesia per mia moglie, poesia per i miei figli, poesia per me stesso, poesia. E questa era la Sardegna. Ne scrissi una anche per Fabio Aro, però un po' più lunga. Vai. Beh, adesso però te lo devo chiedere, ma l'hai improvvisata in questo momento? No, no, Ah, no. Me l'ha ispirata il tour. No, ah. sarebbe un po' un problema. Cioè, pensa, SAR, perché devi rispettare Sardegna, insomma, l'acrostico, devi fare l'acrostico e poi devi rimare, componendo un endecasillabo. Quindi, sono nato in una terra sicura, sono 11 sillabi, adagiata come un'orma sul mare. Poi, con sicura, devi fare la rima giù,
raccoglie in sé un'elisia natura. Cioè ci vuole un po' più di pensiero, un po' più di pensiero. Sì. Non si può mai sapere, però effettivamente Sì. pronunciata in questo modo era col piglio sicuro, insomma, ci vuole anche il tono giusto per queste cose. Quindi davvero complimenti. Un artista come te coglie. Bravo. Grazie. Se ci sono domande, Per Stefano? Che bravissimo, dai. Mi è venuta l'opportunità di chiederle, ho pensato ad altri ciclisti che incontro spesso in strada e mi sono chiesta se tutti questi ciclisti che incontro vedono le cose come le vede lei, no? Perché non credo che Per sia così. chiederglielo. Io credo che per gustare veramente un luogo, per amarlo, così come si fa con le persone, con il lavoro che facciamo, eccetera, abbiamo bisogno di conoscere e probabilmente abbiamo bisogno di una preparazione che ci metta nella condizione di apprezzare, di gustare. E io le sono molto grata perché mi dà anche molta speranza, perché anche a me spesso dicono sei un'illusa, sei patetica, il mondo non cambierà mai, le cose che ha detto così. Però anch'io, come lei, mi sento veramente di resistere, perché più vedo il negativo e più sento il bisogno di agire per fare qualcosa, per, come posso, non dico neanche seminare, ma perché prima bisogna concimare il terreno, perché se il terreno non è concimato tu puoi mettere una bella pianta, la quale pianta dopo un po' muore perché non è sufficientemente. Quindi fare questo lavoro di incontro con gli altri e ritorno pensando anche di incoraggiare i giovani soprattutto all'importanza veramente a quel regalo grande che è la meditazione. Io mi ci sono imbattuta e le prime volte, perché sono curiosa, mi piace imparare, non ho pregiudizi assolutamente nei confronti di niente e di nessuno perché voglio sperimentare io così. Quindi la prima volta vedendo tutte queste persone in silenzio dicevo, ma come fanno? Ma come si fa a liberare la mente dal pensiero? Piano piano, è una pratica, ci vuole tempo, però ne vale la pena, perché è veramente ciò che ti consente di fare il vuoto. Mi faceva paura prima la parola vuoto, pensavo al nulla, invece è esattamente il contrario, è il pieno, perché liberandoti da tutti i pregiudizi, preconcetti, tornando al respiro, tu ti liberi proprio dalle, scusatemi, seghe mentali rende molto l'idea di cui siamo pieni, vabbè, perché ci dicono è così, non è vero, ci dobbiamo fare l'esperienza. Quindi ti liberi da questo e sei veramente aperto, libero, disponibile a tutto. Per cui a me è capitato, devo dire, sono molto contenta delle mie esperienze, di fare tantissime missioni in vari posti e di viverle con le persone per cui sono andata a lavorare. Pur avendo la stanza d'albergo, io rinunciavo, non ci volevo andare. Io ho fatto un progetto in Romania con i zingari e ho voluto dormire con loro. Mi dicevano i colleghi, ma sei matta, ma qui, ma là. Sì, sono matta, per me è un complimento. Perché e veramente io non lo dimenticherò mai, perché ho scoperto delle persone, nessuno l'avrebbe detto, perché dipende anche da come tu ti poni con gli altri, se hai questa apertura mentale. Allora, davanti a persone che sono ritenute, e nella scuola questo vale alla grande, che sono ritenute le ultime, insufficienti, stupide, ho sentito delle cose nella scuola spaventose, chiamare un ragazzino delinquente davanti a tutti, ne sono intervenuta quella volta. Ma signora, ma perché lo chiama delinquente? Siamo in una scuola. Mi ha detto, sì, è delinquente urlando, è maleducato. Ha detto, adesso ha detto una cosa giusta, male educato da qualcuno, da me, mi sono messa in primis, da me, da lei, dagli insegnanti, dai genitori. Ecco, quindi la meditazione, liberare la mente, ragazzi, aiuta tantissimo
a porsi senza pregiudizi nei confronti degli altri. Per cui io mi sono fatta amici musulmani, battisti, anabattisti, musulmani, cristiani, dappertutto ho trovato persone belle con cui sono rimasta amica, ci sentiamo ancora. Gente che altri avrebbero escluso a priori. Mi piace sentire che esistono appunto altre persone che fanno questo e che possono seminare, specialmente nella scuola. E questo sarebbe il cambiamento, passare dalla cultura della sopraffazione, del conflitto che non si gestisce se non con le armi, a una cultura della condivisione che è la cultura dell'amore, perché poi io lo vedo con molte persone che stentano a capire che ciò che fai per te, che faccio per te, ti torna indietro. Io lo chiamo un atto di egoismo, perché mi dicono che è esagerata la cosa, perché so benissimo che se mi pongo in un certo modo mi ritorna ed è bello insegnare ai giovani questo, cioè insegnare. Voi giovani lo sapete fare più di noi, perché nella scuola, come diceva lei, veramente i ragazzini sono creativi, è solo che sono un po' sbandati, ecco. E quindi le auguro di continuare in questa missione perché la speranza c'è, assolutamente. Grazie. Ecco, una domanda per entrambi, un po' la stessa. Ecco, mi viene in mente un po' questo. Noi siamo qui in questa sede che tutti amiamo, che ha un grande significato per ciascuno di noi. Adesso guardavo queste con grande interesse e curiosità queste immagini, no? Qua alla mia destra. E così con grande interesse ho sentito Alessio. Ecco, in questa sede c'è un'immagine che ci volete consegnare in modo particolare, perché ecco, ha relazione con Wurfrich. È un'immagine che possiamo regalarle senza dubbio un qualcosa di pacifico, un paesaggio pacifico dove magari invece di attività umana possa esserci l'attività della natura, un qualcosa che magari cambia lentamente, come una montagna che viene lentamente erosa. Potremmo lasciare questa, un qualcosa dove c'è anche del conflitto, ma dove alla fine tutto ritorna. Accollandomi al discorso di prima, anch'io ritengo che appunto le parole abbiano un peso e anche le persone, quelle che possono essere definite anche con parole brutte come delinquenti o maleducate, in realtà abbiano una loro strada da percorrere. E io penso che molte di queste persone vengono deliberatamente lasciate in un angolo e lì in quell'angolo fanno qualcosa, che ci piaccia o no, hanno un'attività. Ebbene, io sono del parere che se queste persone continuiamo a lasciarle lì all'angolo, in primo luogo danneggiamo anche noi stessi, perché è chiaro che noi, se avessimo del rancore nei loro confronti per un torto che ci hanno fatto, senza alcun dubbio faremo il deserto contro di loro. E questo deserto prima o poi ci ritorna indietro, con l'intesa che una persona che poi matura, magari un giorno può pensare di aver sbagliato o che questa non sia la formula giusta. E allora io dico che è sempre meglio avere un confronto. Certo, non vuol dire tornare amici, ma se non altro congedarsi in pace. Se questa persona ha veramente mostra la volontà di voler fare ammenda dei propri errori, a questo punto io direi che ognuno di noi debba avere la forza di accogliere il perdono di chi sbaglia e magari anche perdonare se stessi in un abbraccio. Ecco, questa è la cosa importante. Sono i gesti quelli che contano. E se c'è poi gente che è contro questa filosofia, io mi chiedo se costoro hanno dei conflitti irrisolti, se non riescono nemmeno a guardare in faccia una persona, perlomeno per restare nel marciapiede dove si cammina. Almeno
l'idea di perdonare, di lasciarsi alle spalle quel vecchio se stesso che non può andare avanti all'infinito, perché alla fine si cresce, e da bambini si diventa adolescenti e da adolescenti si diventa adulti. Questa è una... Esatto. L'amore si è anche lasciando andare, come anche hai detto tu, Alessio, ed è una chiave che proprio mi riaccolgo a quello che ho detto dell'immagine, perché se guardi un paesaggio e cammini, in qualche modo ti lasci qualcosa alle spalle camminando, sia a piedi, sia in macchina, sia in bicicletta, ed è il divenire, ecco, è l'immagine che vorrei lasciarvi, sì, il divenire. Quando l'editore mi propose un'immagine per la copertina, ho detto, ma fai tu, cosa? Mi dipinse sempre così in animazione, però contrito, in salita, sudato, sempre di spalle. Ho detto, no, guarda, io ti proporrei di mettermi in una situazione di gioia e di abbraccio, no? Quindi l'immagine che vorrei lasciare, magari questo abbraccio verso il mare, no? Che ti dia speranza, che ti dia contemplazione, che ti dia la possibilità di incontrare. Ok? Quindi questa è un po' l'immagine che, leggendo anche nei vostri occhi qui, siete l'immagine più bella oggi, scatterei tante, tante foto, io mi porto dietro. Però a voi lascerei questa. Un po' spericolata, effettivamente. Però abbiamo parlato di sfide, di essere disposti a... Io il cammino di Santa Barbara lo devo fare almeno 3-4 volte all'anno. L'ho fatto anche il mese scorso, perché da qui parte la prima tappa che ti porta a Nevada e poi torno. Sono partito da Serramanna, sono passato qui e sono salito su per Monteponi e poi toccato Nevada e tornato su verso Flumini, eccetera. 150. Come? Di? No, non ancora. Sono molto amico. Grazie. Sì. Vabbè, senza nessuna nota narcisistica, però il senso della bellezza. Vada. Aspetta. No, stia qui, dai. Grazie, no, troppo buono. Grazie. Grazie. Lascerò una bella dedica contemplativa per lei. Ok. Allora, chiudiamo. Mm? A me viene da dire che abbiamo passato un'oretta in serenità, in ottimismo, in benessere, così come è successo qui tra di noi. Chiaramente ci piacerebbe che potesse, che succeda, che possa accadere in tutto il mondo. Quindi il nostro pensiero adesso non può non andare a quello che sta succedendo in Palestina, ma anche in tanti altri teatri di guerra. E quindi mh, penso che questa positività noi ce la dobbiamo portare appresso in tutti i posti in cui viviamo il nostro impegno, ma in particolare rispetto ai conflitti che si stanno consumando in maniera così sanguinosa in questi giorni. Per cui un invito, ecco, a farci portavoce della necessità della pace, del fatto che la pace non si può cercare attraverso le armi, che invece sono uno strumento solo di morte e di devastazione.
e quindi la nostra arma può essere la bicicletta per chi ce la fa, o possono essere i piedi, camminare, può essere il fare le cose in pace. Sì. Domanda. Comincia a scrivere Dai. Maria. Quindi ci sono tante iniziative, anche Maria penso che sia impegnata in una di queste, ci sono tante iniziative, voglio dire che è il caso alle quali è il caso di partecipare. Noi come associazione faremo un evento abbastanza importante, stiamo contribuendo a realizzare un evento per la pace a Cagliari il 29 giugno insieme ad altre 50 organizzazioni come la nostra. Sarà la mattina al Teatro di Sant'Eulalia e la sera nella piazza della chiesa di Sant'Eulalia, quindi all'interno del quartiere Marina, un quartiere che negli ultimi anni è diventato anche abbastanza conflittuale e quindi diciamo assume un senso anche particolare essere lì. Ecco, ma diciamo che andiamo lì però per affermare questi valori, i valori del bene comune, della pace, della solidarietà e continuiamo insomma, insieme su questa strada. E grazie Alessio, grazie Stefano.